Erano passate le 23 da qualche minuto quando una ragazza di 20 anni di origini cinesi è stata falciata da un'auto all'improvviso mentre percorreva strada Marosticana a Polegge nei pressi dell'incrocio per Cresole. Abitava ad un centinaio di metri da dove è caduta esanime e regolarmente portava fuori il suo cane tutte le sere prima di coricarsi, come aveva fatto ieri quando una Mini condotta da un 28enne di Vicenza ha travolto entrambi. Oltre alla padrona è morto anche il suo cagnolino a seguito della violenza dell'impatto. Il trambusto ha attirato l'attenzione dei vicini che hanno chiamato i soccorsi, ma per la ragazza morta praticamente sul colpo non c'è stato nulla da fare per i sanitari. Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso accertamenti a seguito dei rilievi effettuati dagli agenti della polizia locale, ma risultano inquietanti alcune sinistre coincidenze. Esattamente in questo incrocio ha perso la vita il 7 marzo scorso un ciclista 32enne che abitava qui a pochi metri dal luogo dell'impatto. Il sinistro era accaduto al mattino verso le 6 quando l'uomo si accingeva a recarsi al lavoro. Quell'incidente era avvenuto a distanza di un mese da un altro mortale avvenuto a circa 1 chilometro prima, dove a perdere la vita era stato un ciclista trentenne. Sempre su strada Marosticana è morto nel frattempo un 75enne investito assieme alla moglie mentre attraversava la strada. Una drammatica serie di eventi che hanno allarmato i cittadini che a maggio hanno chiesto al comune attraverso il consiglio di quartiere di porre immediatamente rimedio ad un'arteria che si conferma sempre più pericolosa. Compaiono sempre più biciclette bianche al lato della carreggiata a monito dei sinistri accaduti. Una petizione promossa dall'associazione Velocittà aveva raccolto 1600 firme online per chiedere maggiore sicurezza per ciclisti e pedoni. In questo incrocio in particolare, numerosi testimoni raccontano di veicoli che allo scattare della luce arancione del semaforo, anziché fermarsi, accelerano a tutta velocità.